che storia infinita, è arrivato il frigo. Però questo weekend, insomma, l'avevo promesso a Alessia e Giacomina che andremo a vedere una cosa molto famosa e particolare, e giustamente la vedrai anche tu, credo. Buongiorno Italia, sei una normalissima giornata lavorativa, però al mattino. E io volevo farti vedere questa cosa qui, ok? Che abbiamo tanto parlato. Ecco qua, vedi? Abbiamo sostanzialmente 100 ampere. Per carità, a me sembrano pochissimi, avendone 400, però in realtà è come avere due batterie da 100 delle AGM, ok? Quelle non al litio. E lui mi dice che così facendo posso avere ancora, se continuo con questi consumi, cioè che il computer spento e tutto, praticamente ho solo il riscaldamento, posso andare avanti altre 90 ore, ok? Ma a me serve poi accendere anche il computer, pertanto sì, la giornata è a dir poco uggiosa. I pannelli non mi aiuteranno proprio 000, pertanto mio amico, uso ancora buio perché è prima mattina, cioè proprio ho bisogno che anche le luci artificiali accompagnino, no? Questo mio risveglio. Scendi generatore. Poi sotto qua che te non vedi, siamo dietro al sedile. Poi questo posto, tac, che te non vedi. Clicco una levetta che te non vedi e bam. Che guadagniamo, non carichiamo, guadagniamo, cioè sì, carichiamo nel senso che entra in batteria 54 ampere circa. Lasciala tranquillo, farmi fare la passeggiata mattutina col CP e via. Cosa significa? Che se carichiamo 54 ampere in un'oretta abbiamo un 50 ampere di batteria. Non sarà tantissimo, però se avessi dovuto utilizzare l'alimentatore del camper, sai che l'alimentatore del camper di tutti i camper arriva massimo a 16 ampere, quindi insomma sono molto felice di questa scelta che ho fatto di sostituire l'alimentatore e pertanto appunto carico a 55 ampere anziché a 16. Ne avevamo già parlato, è una cosa che consiglio obbligatoriamente, principalmente a chi ha il generatore e che usa il generatore per caricare le batterie del camper. Allora in quel caso sì, è ovvio, se tu accendi il generatore, stai là con sta roba che fa rumore e devi anche tra virgolette aspettare, quindi ovvio che meno tempo ci mette il generatore a caricare meglio è. In altri contesti ti dirò, a me vabbè, ovviamente usandolo come ufficio, ossia spremendolo tantissimo di batterie, è chiaro che è sempre utile, tutto ciò che porta corrente è sempre utile, però credo che per una persona normale non serve a niente, solo a chi ha il generatore. Il pro del fornelletto a gas contro la piastra a induzione, cioè questo d'inverno comunque ti dà un bel aiuto dentro una scatolina che è il camper, cioè la sola fiamma che tu usi per fare la pasta o per fare la tisana comunque ti scalda, più puoi anche appoggiarci le mani così e bisogna sempre guardare con intelligenza tutte le cose che ci circondano, le cose che utilizziamo, perché in fondo sono parte della nostra vita. La nostra vita sono le nostre esperienze, anche la materia purtroppo a volte è esperienza, anzi quasi sempre, ok? Sempre utilizzando l'intelligenza capirai che ci sono anche i contro, cioè d'estate con 40 gradi ti accendi il fornelletto a farti una tisana, sì, dubito che te fa una tisana in estate, vabbè, per cucinare qualcosa e aumenti ancora di più, insomma, cioè una fiamma viva all'interno di un locale già caldissimo. Però là ci sono altre soluzioni, cioè chi come me ha il microonde, per dire certe cose te le scaldi in microonde, oppure fa anche da grill, ok, quindi scalda a zero, oppure guarda, una cosa che io non ho fatto perché era inutilmente costosa, però sarebbe stata carina, magari se uno si sta allestendo il camper, questa può essere un'ottima soluzione. Allora vendono un po' troppo lunghi, però magari ne trovi di più piccoli, questi fornelli a gas con una sola piccio e in verticale, ok, non in orizzontale come il mio ma in verticale, quindi se tu ti prendi quello lì, ok, quindi che è utile, perfetto per l'inverno, anche perché in inverno, attenzione, non solo ti fa caldo, ma cazzo, la piastra induzione consuma una quantità estrema di batteria ed estate chi se ne frega, dice, i pannelli proprio problemi zero, è verissimo, ma d'inverno invece i pannelli quasi non esistono e quindi la piastra induzione d'inverno, almeno dove giro io, è follia pura. Da una parte questo e dall'altra un'altra piastra induzione sempre verticale
a fianco, quindi hai due sistemi, anche perché credo che raramente tu hai il bisogno di cucinare con due fornelli. Almeno a me è successo sì in camper, magari quando fai la pasta a ragù, ma anche là è una mezza cazzata, bastava che quei 2 minuti. Sì, dai, sono cose che veramente in camper i due fornelli, almeno ho visto che non servono. Poi sicuramente avremo qualche chef qua che dice no, perché volevo dire poi ci sono anch'io Mona che lascio acceso l'inverter di notte, invece in realtà no, è spento. Ma come ricordava Diego della DS Tech, l'inverter loro ha una sorta di switch automatico che quando lo colleghi al 220, anche se è spento, ti aziona tutte le prese, e se dovesse essere acceso non succede nulla, inibisce l'uso della batteria a queste prese per usare la corrente che arriva dalla colonnina. Nel caso dei generatori, che siano integrati o che siano esterni, non cambia nulla se non un passaggio di cavi, ma vabbè, non stiamo lì a complicarci le idee. È come aver attaccato il camper alla 220, è la stessa cosa, solo che la corrente invece di arrivare a una colonnina alla presa elettrica arriva dal generatore interno o esterno, quindi è la stessa identica cosa. Quei tre scenari, colonnina della corrente, generatore esterno o generatore interno, sono la stessa identica cosa, ossia quelle fonti che fanno arrivare la corrente all'inverter della DS Tech anche se è spento. È comoda sta roba, soprattutto è comodo che quando è acceso e attacchi il camper alla colonnina non ciappa a fuoco niente, quello è molto comodo. E vabbè, questo ormai si è trasformato in un video camperistico, per dire che veramente mi sto sempre più innamorando di Pullman. Credo di reputarlo quasi il camper migliore del mondo. L'unico difetto che in fondo gli vedo ora sono solo le ruote piccole e con la rientranza, no? Perché al telaio dello Sprinter la carrozzeria che è 2,35 m di larghezza, e quindi fa quell'effetto, sai, con le ruote in dentro che è un po' bruttino, un po' anche piccoline. Per carità, se me lo paragoni a un Morello, il Morello ce le ha infinitamente più piccole come proporzione, no? Guarda un Morello come è fatto, il Morello quelli grandi. Come mai sto innamoramento, direi tu. È arrivato il frigo, adesso lo monteremo fra 2 settimane, perché io e Milko ci siamo presi degli impegni, però vabbè, insomma, che ormai hai aspettato 30, aspetta 31, no? Perché sì, lo senti il generatore, sì, si sente, diciamo che non è per nulla rumoroso se rapportato agli altri, soprattutto anche all'esterno, però insomma comunque ovviamente un rumore, è comunque un motore, anche perché quello del Pullman è un 2,5 kW, insomma è un signor generatore, insomma. Ci stiamo pertanto avvicinando a Pullman 4.0, ragazzo, sì, perché diciamo il microonde lì, il grill microonde dà sempre più problemi con un tasto. E allora cosa ho fatto? L'ho fatto sostituire da Amazon, oggi arriva da mio zio quello nuovo e domani arriva qui a Jesolo. Io ora sono a Jesolo. Ho preso un rubinetto bellissimo che spero funzioni, cioè spero vada bene, soprattutto sai con il mio riduttore di pressione, quello col buttoncino, ma a vedere dalle foto ovviamente sì, perché tutti dicono in teoria tutti sono compatibili, in realtà no, ci sono certi rubinetti che hanno il loro riduttore di pressione, il loro oggetto, ok, quello che spacca l'acqua e te la fa effetto doccia, eccetera eccetera, quindi attenti. Vabbè, in ogni caso è roba di Amazon, quindi per 2 anni ho la garanzia, insomma, ecco. Oppure vai in una, come al solito, che incontro un altro compagno che rimando in Rio Velcio. Non arrabbiatemi, ma io non pago l'obsolescenza programmata delle grandi aziende. No, non è proprio delle grandi aziende, perché Amazon, diciamo tra virgolette, non c'entra con l'obsolescenza programmata, c'entra bensì l'economia in sé, in quanto l'economia, con delle leggi probabilmente non scritte, ha voluto far sì che per poter lavorare e avere degli introiti in linea con quelli del mercato, della concorrenza, sia necessario far durare un tot la materia. Non è che questa materia ha un time, forse l'hanno fatto su qualche telefono e qualche computer, questo può essere, sì, mi pare che qualcuno ha preso qualche milione di euro di multa qualche anno fa, no? Ti ricordi? Ma a parte quello, non è che fanno apposta che a 2 anni scada una cosa, eccetera, no, utilizzano una qualità dei componenti scarsa che effettivamente quella farà morire la materia. Tu dici sì, ma non è la stessa roba, no, perché
complottista, te intendi il timer proprio, il microchip dentro col timer che a tot ora scatta il prodotto? No, non funziona così assolutamente. La realtà è che sono prodotti di merda, volutamente, anche nel senso per mantenere i costi, che durano quel che durano, un po' per mantenere i costi e un po' perché, scusa, se io ti vendo una lampadina, te la vendo anche a 10 euro anziché 2, ma se sta lampadina ti dura tutta la vita, io ce l'ho nel culo, capisci? Attenzione al discorso delle robe di una volta, perché questo discorso dell'obsolescenza programmata esiste da più tempo di quanto tu immagini. In ogni caso, ti sto inquadrando apposta mentre ti ho fatto questo discorso. Questo rubinetto è degli anni 90, fatta caso ne ho un clone a casa proprio identico. Per carità, non è che non sono quelli che costano 100 euro, però insomma, vabbè, quei 30 euro li vale. E tu dici, cazzo, questi sono quelli una volta che durano, eccetera. Perché? Perché è durato 20 anni, adesso inizia a pisciare lì nel raccordo dove lo giri, no? Però io ti rifaccio il solito discorso. Sì, è vero, ma è stupido sto ragionamento, perché ha già vissuto 20 anni. Cioè, se era ancora buono, che aveva 19 anni, tu il prossimo anno lo buttavi via, hai capito? È vero che la roba vecchia dura di più, eccetera, ma ha già durato, è quella la formula, il concetto, ha già vissuto, hai capito? Quindi occhio a comprare i camper vecchi, cioè sì, per carità, anch'io quella volta non ne avevo la possibilità economica, quindi anch'io ho preso un camper vecchio, ma era tutto un spaccarsi, l'ho ricomprato nuovo, ho speso molto di più a tirar su scarosso che a prendere direttamente un camper decente, hai capito? Già non bastasse l'obsolescenza programmata delle nostre cose. Beh, il microonde ha 2 anni e mezzo, quasi 3. E l'ho usato alla fine poche volte, e se è niente, il pulsante, proprio il pulsantino non funziona più, quello di starter, li senti che sono pulsantini del cazzo, ok? Però in realtà uno va a buttare un prodotto che funziona egregiamente, perché fartelo riparare ti costa più della metà del valore attuale del prodotto, non del valore di mercato usato, ma del valore proprio attuale acquistandolo nuovo, e quindi vaffanculo. L'ho ricomprato su Amazon e gli mando indietro questo, e che cazzo? Io insisto a ripetere, come il discorso delle scarpe, anche se quello forse non era un ideale come paragone, però vabbè, è sempre un paragone, no? Sono degli esempi. Io ho detto, quella volta dissi delle scarpe, può suonare brutto, ok, è vero, per quello dico, ma forse non devo dire delle scarpe, perché io dissi, delle scarpe spendo volentieri 300-400 euro, e uno dice, madonna, che cazzo di scarpe prendi, cioè è stupidi spendere 300-400 euro più un paio di scarpe. Sì, in teoria sì, ma se ti durano una vita, 300-400 euro sono niente, perché ogni volta che io spendo 60 euro di un paio di scarpe te durano un anno, porca di che troia. Quindi in 10 anni ho speso 600 euro, no 300-400, hai capito? È uguale il microonde, gli ho dato 180 quella volta, ma gli davo anche 350 volentieri, però cazzo che duri tutta la vita, perché 180 non li vale. Attento, prendo la calcolatrice. Allora, dividendo il costo di acquisto nuovo di questo grill microonde, che tra parentesi ho usato veramente pochissimo, perché per usarlo devo accendere il generatore, ok? Per i numeri appunto che l'ho posseduto funzionante, ok? È venuto fuori che io, usandolo tutti i giorni però, avrei pagato 26 centesimi al giorno questa merda qua, ok? 500 lire al giorno, ma usandolo tutti i giorni. Quindi attento, adesso faccio il calcolo di quanto costa diviso più o meno il massimo le volte che l'ho usato. No, è importante, ragazzi giovani, imparare a veramente ragionare nella vita, se no continuerete sempre a prenderlo nel culo. Allora, ho diviso il costo di quanto ho pagato questa cosa per il numero delle volte che l'ho usato, l'avrò usato una ventina di volte circa. Ho messo 30, così per non farle 30, esageriamo, mettiamo che l'ho usato 30 volte in questi 2 anni. È venuto fuori che ogni volta che io ho scaldato, non so, una tisana, no, tisana non l'ho mai scaldata, però vabbè, ho scaldato un pezzo di pane o qualcosa, ho pagato 6,33 euro. Vado in ristorante, cioè vado in pizzeria, vado in rosticceria, capisci che uno crede di essere furbo eccetera, in realtà lo prende nei denti 1000 volte al giorno su 1000 cose. Purtroppo bisogna vivere un po' in un mondo parallelo, hai capito? Dove da quel mondo parallelo osserviamo questo mondo e vediamo quante idiozie ci fanno fare. Pertanto mi sembra il minimo che io ora mi prendo un altro microonde e gli mando indietro questo. Vedi, un
rumoroso ma non troppo. Dai cane, dai, non è molto convinta perché piove, non voglio, stavo bene là. Vabbè, pioveva troppo, siamo tornati in anticipo, guarda. A 138 ampere, vabbè, forse quasi quasi lascio acceso un pochino, 139, lascio acceso un pochino il generatore, e monto il computer e lavoro col generatore, cazzo meno. Gentile pubblico, ti saluto. Oh, devo ancora finire di imbastire qua l'ufficio e sono già arrivato a 154 ampere, ma io lo faccio arrivare a 200, poi spengo, anche perché insomma è una giornata uggiosa, quindi direi che magari dopo il lavoro, magari con Giacomo ci facciamo una partita di Xbox o che ne so io. Può sembrare una cosa sciocca, ma io questo camper non è che l'ho scelto solo perché aveva il generatore integrato, ma quasi. Cioè la prima cosa era che era un monoscocca in vetroresina, questa era la prima cosa. Poi il tipo di legno dei mobili, tutto in vero legno, con pezzi di legno massiccio, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente per me, cioè che cazzo, io ho sempre lavorato col computer, è ciò che mi dà il pane, capito? E anche il companasego. E mi è essenziale la corrente, quindi aver trovato questo camper col generatore integrato a GPL che pescava dal bombolone, anzi il bombolone era la prima cosa, non uno scocca di vetroresina, è stato il massimo. E dopo 3 anni che ho Pulmin, perché ho scoperto che su Pulmin ci sto abitando da 3 anni, non da 2, è tanta roba. Quindi da quant'è che sto in camper? Da 7 anni in totale, porca troia. Sì, non sono ancora in coglioni. Sì, dai, adesso devo lavorare un attimo, volevo finire sta roba. Ok, qua c'è un casino perché è tutto work in progress, ovviamente. Ora siamo attaccati col generatore, no? Quindi abbiamo detto prima che è come fossimo collegati alla 220, no? Alla colonnina. L'inverter è spento, però mi sta dando giustamente, come avevamo detto, automaticamente corrente a tutte le prese sotto inverter. Ora io voglio vedere se lo, tanto ormai so dove che l'abita Diego, se lo accendo cosa succede. Cioè hanno detto che deve fare lo switch automatico, quindi accendo, effettivamente mi dà una spia verde in più, che è quella là di non riesco a leggere perché c'è buio, comunque è quella appunto dello switch automatico. E l'ambaradam qui è rimasto acceso, bene, ok, avevano ragione, e anche stavolta hanno preso fuoco. Ti saluto che sono già le 9, beh dai, ti saluto che sono già le 9, via. Tornati con la scusa dei punti di tiro Amazon, ci facciamo il giretto noi. Ah sì, bene, le pantofole dell'obsolescenza programmata. Vedi, come puoi accettare di pagare una cosa che si rompe praticamente subito? Ne ricompri un'altra e gli rimandi indietro questa, e che cazzo. Il bello è che per come sta andando il sistema, la macchinetta dei soldi qua, sei tu che hai sensi di colpa, quindi sei tu che ti senti in qualche modo di truffare, perché sei in qualche modo distratto dal fatto che il truffato sei tu. Porca di quella troia, che compri una cosa che in realtà è un affitto, non è un acquisto, è un affitto. Una cosa che ti dura 1 anno, 2, massimo 2 anni e mezzo, poi si rompe, come tutto. Eccola, mi ruba un po' di tempo per fare l'ordine, poi reso, ma perlomeno, insomma, le robe sono come dovrebbero essere, ossia funzionanti. E qui abbiamo la presa da mettere nella nuova scrivania, tipo quella, solo che questa mi dà solo il 220 per l'aspirapolvere, ok? Ricordo che questo è il mio camper, la mia casa e il mio ufficio, quindi nulla di ciò che faccio è esagerato. Wow, il rubinetto molto bello, nero opaco, bello, mi piace. Con ok, questo era quello che volevo vedere, questo che si scambia, e ci metto il mio, perfetto, perfetto. Ovviamente non va bene, nel senso che non c'è modo di far entrare il riduttore di pressione con il pulsantino on off nel suo attacco, e l'attacco di questo non va su questo, sono proprio 2 tipi diversi, e te pareva, perché devono sempre inventare tutte ste stronzate come i cavi del telefono diversi, sono stronzate che fanno perdere tempo e irritare la gente. Adesso vi faccio il reso anche di questo, ma capisci, è tutto tempo perso. Vabbè, ho ordinato su Amazon l'altro che si è rotto, nel frattempo uso quello senza il pulsantino che per fortuna l'avevo tenuto in scorta, e vedo domani con lo zio se riusciamo a smagrire, diciamo, quel pezzo di plastica in modo tale da farlo entrare nell'attacco del nuovo rubinetto.
per carità, è bello, è divertente, però sì, sono cose che ti fanno andare via ore di tempo, cioè se uno non gli dovessero piacere ste robe, cioè piacere nel senso che poi all'entusiasmo, al piacere di avere il rubinetto nuovo piuttosto che la piccola modifica o che cazzo ne so, sono veramente rotture di palle, cioè sarebbero veramente rotture di palle. Domenica ti porto all'Edelandia, ti compro i popcorn e i fichi d'India, sulle montagne russe ti tengo stretta stretta e sentirò se c'hai una bella tetta. Faremo un giro sulle tozza tozza e lì ti toccherò quell'altra zizza. Tu nella confusione non te ne accorgerai ed io mi guardo un poco i fatti miei, che domenica bestiale e la domenica con te. Vuoi lo zucchero filato?